Buongiorno a tutti. Questo intervento è una versione modificata per il video basata sulla presentazione tenuta il 22 gennaio 2023 per Tianwu, Scuola di Medicina Classica Cinese e Arti Taoiste. Grazie a Massimo Robassini per l'editing del testo italiano. Il tema della presentazione è Connessione dello sciamanesimo siberiano con il Pen e il Taoismo. Gli antichi sistemi di credenze e le tradizioni spirituali dell'Eurasia, e più ampiamente del mondo nel suo insieme, sono spesso indicati come sciamanesimo. Questa parola oggi copre una moltitudine di peccati. Per alcuni il sciamanesimo è definito come un'antica tecnica dell'estasi, cioè oggi tipo di possesso e tecniche mediistiche. Altri lo applicano indiscriminatamente a una grande varietà di percorsi spirituali appartenenti a culture molto diverse in tutto il globo, compresi quelli che fanno poco o nessun uso del possesso delle tecniche. Inoltre, abbiamo i cosiddetti sciamani New Age, che credono solo in ciò che gli piace, facendo e seguendo una miscela di vari pezzi di varie tradizioni, ma senza nessuna idea della scelta, degli obblighi e del lavoro di un vero sciamano. Nelle tradizioni sciamaniche siberiane, come nel Pen e nel buddismo, tutte le tecniche e gli insegnamenti hanno la propria fonte precisa e sono passate attraverso una linea di maestri autentici. Quindi, il principio del lineaggio è di grande importanza e ha meccanismi che salvaguardano le purezze delle trasmissioni contro l'interferenza esterna o la corruzione dell'interno. È proprio grazie a questo principio di lignaggio che queste tradizioni sono venute da noi oggi in buon ordine di lavoro. Inoltre, c'è confusione tra sciamanesimo e paganesimo, nomi che sono spesso usati in modo intercambiabile. In considerazione di ciò, cerco di evitare il termine dove possibile. In effetti la parola sciamano ha un significato molto preciso. In russo corruzione della parola tungusi venche shaman, un aggettivo usato per designare il sacerdote della loro religione. Molti studiosi hanno cercato di prestare alla parola tungusa shaman significati ulteriori, come uno che è eccitato, spostato o sollevato, calore interiore o, per ritranciarlo in altre lingue, dicendo che deriva dalla parola cinese shaman, pali shamana o sanscrito shramana, che significa fare sforzi, ascetico o uno che crede nella equanimità. È incluso come nome o epiteto del monaco buddista o del predicatore itinerante ispirato dagli insegnamenti del Buddha. Il movimento dei stessi asceti, shramana, non era inizialmente legato a nessuna scuola di filosofia o religione ed esisteva già prima dell'apparizione del Buddha Shakyamuni. Questi suggerimenti non trovano alcun supporto nella lingua o nella cultura dei Tungusi, e l'ultimo è ovviamente completamente fuori dal segno, poiché gli sciamani Tungusi non hanno nulla a che fare con le pratiche e gli insegnamenti del buddismo. Per chiarire tutta questa confusione, ho chiesto chiarimenti ad Alexei Borykin, lo studioso russo e filologo, il principale specialista in lingua e cultura tungusa presso l'Istituto di Linguistica e Ricerca dell'Accademia delle Scienze Russe in San Pietroburgo, che mi ha gentilmente inviato la seguente risposta. La parola shaman, sciamano, ha solo un significato nella lingua del gruppo tunguso. Significa sciamano, il sacerdote. Alcuni lo tracciano nel verbo sa, sapere, ma questo è altamente improbabile perché questo verbo ha una vocale lunga, mentre shaman ne ha una breve. Secondo me, questa parola tungusa dovrebbe essere confrontata con la parola nenez sambana, una designazione di una categoria di sciamani del popolo nenez. Questi sambana sciamanizzano al reame sotterraneo in modo simile alle sciamani tungusi, che principalmente si occupano
di quel tipo di pratica. Citazione chiusa. All'inizio del XX secolo, la maggioranza assoluta degli studiosi occidentali che hanno studiato le tradizioni spirituali siberiane native ha insistito sul fatto che il termine sciamanesimo dovrebbe essere applicato solo alle tradizioni dei popoli dell'Asia del Nord e di alcune piccole località in Europa orientale come le regioni meridionali della Russia, dove si stabilirono i mongoli kalmyk. Studiosi come Clemens, Hangalov, Radlov, Schrenk, Bagaras, Jöffelson e molti altri stabilirono senza riserve la comprensione dello sciamanesimo come un fenomeno religioso e culturale limitato a questi territori e nazioni che abitavano la prima della conquista della Siberia da parte dei russi. Tuttavia, più tardi, i ricercatori si allontanarono gradualmente da questa chiara definizione e il termine ha iniziato a perdere il suo significato e il valore precisi. Con l'inizio del movimento New Age, che rende tutto una miscela indigeribile e confusa, questo termine viene applicato a qualsiasi tipo di tradizione e tecniche psichiche, indipendentemente se hanno qualcosa a che fare con le tradizioni siberiane native o i metodi degli sciamani siberiani o no, rendendo così questo termine completamente inutile e inadatto per l'uso nella ricerca seria. Alcuni insegnanti che aderiscono alle religioni prive delle figure di uno sciamano, tuttavia, cercano di reinventarsi come sciamani e il loro insegnamento come sciamanico per vendere meglio se stessi e le loro convinzioni al pubblico. In effetti, danneggiano solo la propria tradizione e degradano il significato della parola sciaman. Il termine sciamanesimo non è male in sé, sebbene soffra del problema affrontato da tutti gli ismi e che è l'indebita generalizzazione. Per questa ragione, al posto di sciamanesimo, uso spesso il termine bon preistorico per indicare tutte le tradizioni pre-Yundrumpen di Tajik, Xanzhou, Tibet e i suoi confini. Mentre il termine bon preistorico dell'Eurasia si riferisce alla serie di antiche tradizioni magiche dell'Eurasia. Questi includono la cosiddetta religione popolare di Cina o pre-taoismo, antiche tradizioni delle tribù ariane, tradizioni sciamaniche siberiane, le tradizioni degli antichi popoli della Grande Steppa come Hunnu, Shanbi, Zhujiang e anche alcune tradizioni dei nativi americani che vennero nelle Americhe dal continente eurasiatico via Beringia. In misura maggiore o minore, queste tradizioni sono tutte somiglianti tra loro, come cugini o parenti stretti, e mentre alcune di queste somiglianze possono essere prese in prestito. Ad un esame più attento, gli strati arcaici delle antiche religioni praticate da quelle nazioni mostrano caratteristiche comuni e elementi che devono essere spuntati da una comune fonte culturale e religiosa, che io chiamo il bon preistorico dell'Eurasia. Le religioni popolari dell'Eurasia sembrerebbero avere un antenato comune, una fonte comune che non può essere ritracciata attraverso documenti scritti perché è estremamente vecchia e come tali sono i resti di una religione antica, ma spiritualmente e culturalmente avanzata. O forse il numero di religioni che una volta erano praticate su vasti tratti del nostro pianeta. Questa ipotesi diventa sempre più sostenibile grazie ai nuovi reperti archeologici e ricerche intensive in culture diverse, che spingono indietro l'alba dell'umanità e lo sviluppo della cultura umana a date progressivamente precedenti, come per esempio la scoperta dell'archeologo uiguro Dolkun Kamberi, che ha trovato nello Xinjiang un pezzo di cranio umano che ha 500.000 anni, o la ricerca archeologica moderna e l'analisi del DNA delle mummie dello Xinjiang effettuate da Victor Mer e soci. La scoperta del famoso Ötzi, l'uomo del ghiaccio, nelle Alpi italiane nel 1991.
La scoperta accidentale degli oceanografi indiani dei resti sommersi di una città pre-Harappa al largo della baia di Cambay, Gujarat, nel 2001. Come possiamo vedere dai miti e dai rituali che sono stati trasmessi a noi durante i millenni, e come poteri di alcuni sacerdoti di tradizioni sopravvissute attestano, come per esempio Bo Morgel. Il buon preistorico dell'Eurasia conteneva una conoscenza molto profonda delle dimensioni invisibili dell'energia e i modi di manipolarla a vantaggio del sacerdote e della comunità. Le conoscenze su come placare, sottomettere, fare amicizia, attrarre, controllare e respingere esseri umani e non umani ed energie di diverse dimensioni e disposizioni. Conoscenza di come armonizzare la dimensione umana con quella di altri esseri. Conoscenza dell'energia umana con il sistema di canali, chakra e venti sottili e la sua interazione con l'ambiente circostante e il cosmo in generale. Ampia conoscenza di sostanze a base di erbe e minerali per medicina, veleno e magia. Conoscenza delle correnti energetiche geomantiche del nostro pianeta, e l'elenco potrebbe continuare. I frutti di possedere una tale conoscenza così vasta e profonda non può essere immaginato al giorno d'oggi, ma le echi di questa potente religione o religioni possono essere ascoltati in numerosi miti e leggende dei maghi e degli eroi trovati in qualsiasi cultura sulla Terra. A volte possono essere segnali deboli, a volte distorti e confusi, o talvolta incredibilmente precisi, ma tutti loro mostrano la grande ricchezza di questa proto-religione, il buon preistorico dell'Eurasia. È molto difficile dire esattamente dove e quando il buon preistorico dell'Eurasia ha avuto origine e chi erano i suoi profeti o insegnanti, o in effetti qual era il suo nucleo o la sua dottrina principale. Tecnicamente parlando, l'origine di questo fenomeno culturale e religioso è nella dimensione del cielo, sede degli dei e demoni principali. Secondo la maggioranza delle religioni arcaiche, furono dei e demoni celesti a dare una sorta di conoscenza magica sia bianca che nera all'umanità e hanno insegnato alla razza umana emergente molte abilità necessarie per sopravvivere e prosperare nel mondo. Per quanto riguarda la posizione geografica, la mia opinione è che il buon preistorico abbia avuto origine nell'emisfero settentrionale nella regione circumpolare dell'Eurasia e diffuse da lì su tutto il mondo. È questa supposizione che mi ha portato a coniare il termine buon preistorico dell'Eurasia. Era principalmente focalizzato sull'acquisizione di benefici mondani e poteri magici ordinari, come parlano in termini siddhi comune in Yindribon e in termini buddisti. O in realtà incorporava insegnamenti profondi con cui si potrebbe realizzare la base dell'universo. Non ci sono risposte pronte, possiamo solo vedere frammenti riflessi in diverse cosiddette tradizioni primitive, ma è impossibile ricostruire un quadro reale della fonte religiosa perché hanno subito migliaia e migliaia di anni di trasformazione, adattandosi a nuovi ambienti, cambiamenti, distruzioni, perdita degli insegnamenti essenziali, aggiunte successive e impollinazione incrociata. Prima di presentare le religioni Pan, è necessario esplorare brevemente l'etimologia e il significato della parola Pan.
L'etimologia di questa parola non è chiara. Alcuni suggeriscono che deriva dal verbo tibetano pumpa, che significa esprimere, recitare mantra. Tuttavia, questo non è certo, in quanto avrebbe potuto essere anche in un altro modo. Questo verbo avrebbe potuto derivare dalla parola pun. Altri considerano che sia venuto dalla parola sogdiana pun, un equivalente di Sanskrit Dharma. Questo potrebbe essere, ma nelle lingue dei paesi all'interno e intorno al plateau tibetano nel periodo pre-imperiale, pun era conosciuto con i seguenti nomi. Nella lingua di Shanzhun, He o Jer. Quest'ultimo è anche usato nei testi tibetani Bonpo e rituali in modo intercambiabile con Pön. Nella lingua di Tangut o Shisha si chiamava Rogrok. Nel linguaggio Brusha o Gilgit era Rungmar. Poiché questi paesi erano nelle immediate vicinanze del Tibet, quel territorio a quel tempo era limitato a Utsang, Tibet centrale. Non è chiaro perché i tibetani dovrebbero adottare un nome sogdiano. Quindi, secondo me, dobbiamo lasciare la questione dell'etimologia della parola Pön aperta. Per quanto riguarda il significato, prima dell'arrivo del buddismo indiano nel VIII secolo d.C., la parola Chö era anche ampiamente usata come sinonimo di Pön, ma con maggiore enfasi sulle tradizioni rituali e le varie usanze. Ad esempio, termini come Hlapön e Hlachö erano sinonimi. Nell'VIII secolo d.C., quando il buddismo indiano arrivò in Tibet, i traduttori buddisti tibetani usarono la parola Chö per tradurre il termine sanscrito Dharma, e così dopo l'VIII secolo Chö e Hlachö significa quasi esclusivamente Buddha Dharma. E così i buddisti furono chiamati Chopa per distinguerli dai Bonpo. Nel suo uso il termine Pön è simile alla parola sanscrita Dharma, che ha un ampio campo semantico e, a seconda del contesto, può significare religione, dottrina, legge religiosa, fenomeno, natura essenziale dell'esistenza, praticante Pönpo. È anche caratteristico in molti composti usati nella tradizione di Yundrum Pön, come Pönyi, equivalente al sanscrito Dharmata, Pönku, equivalente al sanscrito Dharmakaya, e così via. Diverse tradizioni dell'India e del Nepal, come l'induismo, il jainismo e il buddismo, usano tutte la parola Dharma per designare le proprie dottrine e quindi queste tre tradizioni sono spesso definite religioni dharmiche dell'India. Non sostanze le differenze fondamentali nei loro punti di vista. Quindi le varie tradizioni dell'induismo sono chiamate Hindu-Dharma, tra cui troviamo Vaishnava Dharma, Shaiva Dharma e così via. Gli insegnamenti del profeta Mahavira sono chiamati Jain Dharma e gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni sono chiamati Buddha Dharma. La parola Pön, nel suo significato di religione, è stata usata esattamente allo stesso modo in Tibet, prima dell'introduzione del buddismo di Shakyamuni dall'India. E proprio perché è stata applicata a tutte le tradizioni spirituali contemporanee del Tibet. Ciò ha portato a considerevoli confusioni e problemi. Sfortunatamente, ancora oggi l'ignoranza persiste per quanto riguarda la vera natura del Bon preistorico e Yundrum Pön, con conseguente settarismo e altri ostacoli per la comunità tibetana, nonché per gli occidentali che studiano il buddismo Yundrum Pön. Ne sono anche leggermente familiari con l'induismo, il jainismo e il buddismo, per esempio. Direbbero che sono le stesse religioni solo perché usano la stessa parola Dharma per designare le loro dottrine religiose. È ovvio che le loro dottrine sono abbastanza diverse. Lo stesso vale per le tradizioni spirituali pre-buddiste del Tibet. Sebbene Bon faccia parte dei loro nomi, gli insegnamenti e le opinioni di queste diverse tradizioni differiscono notevolmente. Ora parliamo di diverse religioni Bonpo. Ho appena usato il plurale per le religioni del Bon deliberatamente perché la parola Bon, oltre agli altri significati, si riferisce a 4 gruppi principali di tradizioni spirituali.
Il primo è Domibon, ben preistorico dello Shanxing e Tibet. Questo è il tipo più antico di Bon, che è stato praticato sull'altopiano tibetano prima dell'arrivo di Trungpa Shenra. Aveva molte diverse tradizioni rituali indirizzate a varie classi di divinità e spiriti e può essere liberamente etichettata come sciamanica, sebbene questa etichetta non sia affatto soddisfacente. Ma ora non possiamo approfondire i dettagli a causa della mancanza di tempo. Il secondo è Yunzhongben, regione della swastika, a volte conosciuta anche come Ben Nyingma o Vecchio Ben, ed è l'insegnamento del Buddha Murata Hen dell'Asia centrale, che è nato a Olmolungring, la regione centrale di una terra dell'Asia centrale chiamata Talsik, da qualche parte a nord-ovest del Monte Kailash. È conosciuto in Tibet come Tampa Shenrap Miwochen, che può essere tradotto come supremo insegnante degli uomini. Quindi Yundrumban è una dottrina buddista in senso generale della parola. E terzo è Ben Sarma o Ben Nuova, una tradizione sincretica emersa nell'VIII secolo d.C., a seguito della fusione del buddismo di Shakyamuni con lo Yundrumban, è creata su ordine dell'imperatore tibetano Trilson Gyatsen. Sebbene ritualmente seguaci del Ben Nuova usano i metodi in cui Yundrumban e il buddismo indiano sono miscelati. Per quanto riguarda la base dottrinale, si basano con fermezza sul canone dello Yundrumban. Questa triplice divisione è la tradizionale classificazione trovata nelle fonti dello Yundrumban e Ben Sarma. Tuttavia, non tiene conto di molte tradizioni che sono sorte a seguito di questi tre tipi di Bon, che interagiscono e si mescolano in proporzioni diverse, spesso con l'aggiunta di elementi di altre religioni come l'induismo, il taoismo, le tradizioni siberiane native e così via. Quindi questo tipo di tradizione etichette è il quarto tipo di Bon, per il quale ho inventato l'etichetta Bon mista. Le origini esatte e l'evoluzione di tradizioni arcaiche del Bon preistorico sono avvolte nelle nebbie del tempo. Erano tradizioni orali, ora in gran parte estinte nel Tibet moderno. Tuttavia, studiando le tradizioni di Bon mista che sono sopravvissute nei confini tibetani, Bhutan, Nepal e anche in Siberia, e che contengono le pratiche di Domi Bon, possiamo iniziare a ricostruire uno schema generale di come i sistemi di credenze del Bon preistorico potrebbero essere emerse. Sembra che queste tradizioni siano state iniziate dagli spiriti o delle dei di varie classi. Gli spiriti o le dee hanno selezionato gli umani dotati di particolari caratteristiche di energia e del corpo e hanno insegnato loro come stabilire un ponte di comunicazione tra loro e le dimensioni umane. Hanno insegnato la cosmologia a dei sacerdoti scelti, offrendo rituali e invocazioni. Hanno dato loro una grande varietà di metodi di guarigione magici. I poteri speciali dei sacerdoti sono stati mantenuti dalle offerte regolari che hanno fatto secondo le istruzioni che avevano ricevuto. E in cambio di queste offerte gli dei e gli spiriti hanno fornito al sacerdote conoscenza, protezione e altri benefici per il clan, la comunità più ampia, la nazione o paese, garantendo così che i sacerdoti rimasero privilegiati e indispensabili membri della società. I metodi e i poteri ricevuti in questo modo sono stati trasmessi a un successore che è stato trovato con l'aiuto di quegli stessi esseri soprannaturali che avevano iniziato le tradizioni. E quindi i lignaggi erano stati stabiliti e conservati di generazione in generazione. Nelle opere degli studiosi occidentali, Domibon viene talvolta definito religione popolare. In tibetano si chiama anche Hla-Chö e i suoi praticanti, che sono spesso medium, sono chiamati Hlapa o Pao. A rigor di termini, tuttavia, Hla-Chö è solo un tipo di Domibon e oggi la pratica di Hlapa o Pao
appartiene alla categoria Jippon misto. Secondo Yenzin Lopon Tenzin Namda Rinpoche, le tradizioni di Domibon non sopravvissero in Tibet nella loro forma pura, perché i suoi praticanti si erano ampiamente convertiti in Drunbon entro l'VIII secolo d.C. Quando Tristan de Zen lanciò la sua persecuzione del Bon, queste tradizioni miste furono spinte dal Tibet verso le frontiere dove si trovano ancora oggi. Ciò rimane ancora come un residuo del Domibon in Tibet, ma i sacerdoti Hlapa o Pawa ora servono come mezzi sacerdoti attaccati a varie scuole del buddismo tibetano. Poiché è difficile trovare praticanti puri e autentici di questa antica tradizione, dobbiamo rivolgersi ai testi e alle tradizioni orali per ulteriori informazioni. Una fonte particolarmente utile è un trattato dello Yindrobon chiamato Sipa Chido, un'antica tradizione orale risalente al tempo del secondo re tibetano e del grande praticante di Yindrobon Mutri Tsempo. Secondo la cronologia di Bon Tensi, è nato nel 1074 a.C. Secondo Nyingin Lopon Tenzin Namdak Rinpoche, Sipa Chido è stato scritto da Lamora Santri Neko, un sacerdote reale del re Tagri Nyingzik, nel V o VI secolo anno Domini. In altre parole, stiamo parlando di un testo estremamente antico, dei tempi in cui Domibon era ancora ampiamente praticato in Tibet. La Sipa Chido contiene un elenco delle tradizioni Domibon, i cui praticanti si sono opposti ai seguaci degli Yindrunbon di Trungpa Shenrab. Questi erano Donbon, Dudbon, Durbon, Sibon e Tsenbon. E da questo possiamo vedere che i vari rami sembrano essere collegati alla platea di una classe specifica di esseri o alla risoluzione di una circostanza particolare. Così Donbon affronta le provocazioni di energia negativa. Dudbon aveva rituali per placare le classi di demoni che vivono in cielo. Sibon conteneva pratiche per garantire la continuazione della generazione. Durbon era collegato ai rituali di morte e Tsenbon era imparentato con gli spiriti Tsen. Alcune di queste pratiche avrebbero comportato sacrifici di sangue. Ora parliamo un po' di Yindrunbon, la seconda categoria tra i 4 tipi di religione del Bon. Yindrunbon è la dottrina di un Buddha dell'Asia centrale Trungpa Shenrab Miwoche. Secondo le fonti storiche di Yindrunbon, Buddha Trungpa Shenrab Miwoche è nato il 15° giorno del primo mese dell'anno di topo di legno maschile, che corrisponde al 16.017 a.C. I suoi genitori erano il re Mibon Hlabon Jabon Tokar e la regina Michi Hlachi Yuchi Jazima. Il suo luogo di nascita era Barpo Soje, il palazzo meridionale in Olmolungring, la regione centrale di Takzik, probabilmente situata da qualche parte nel Pamir in Asia centrale. Dato che era già illuminato prima di prendere la nascita umana, ha iniziato a insegnare immediatamente. Ha vissuto 82 anni di Shenlo, ciascuno pari a 100 anni umani. Ha manifestato la liberazione finale o Nyangyen Ledepa, parinirvana in sanscrito, nel 7818 a.C. Quindi la sua durata di vita secondo questo sistema era di 8200 anni umani. Gli studiosi moderni ovviamente considerano questo impossibile. Così Chujalnam Norbu, attraverso una complicata serie di calcoli, emise il 1917 a.C. come data di nascita e il suo Nyangyen Ledepa parinirvana avrebbe dovuto verificarsi nel 1835 a.C.
Se accettiamo questa ipotesi, Tampashenrab allora era contemporaneo alla dinastia cinese Xia, 2205 a 1766 a.C. Tuttavia, poiché i 2500 anni di vita del maestro Li Shutangring di Indrubon costituiscono una colonna portante di questo calcolo, non è nemmeno accettabile per gli studiosi moderni. Khenpo Drung del monastero di Triten Narbutse Bombo a Kathmandu ha suggerito un diverso sistema di calcolo. Secondo lui, la data tradizionale 7818 a.C. per Nyanghen Ledepa o Parinirvana di Tampashen Rab dovrebbe essere considerata la data storica. 82 anni umani normali dovrebbero essere tolti per stabilire la data di nascita. Quindi, questo metodo di calcolo ci porta all'anno 7899 a.C. Per la sua nascita. Durante la sua vita, Tapasin Rab ha dato un gran numero di insegnamenti. A differenza del più noto Shakyamuni Buddha dell'India, che mentre era sulla terra insegnava solo sutra, Tampashen Rab Miwochi insegnava tutte le dottrine dei 4 principali livelli dello Yundrumbon nella loro interezza. Metodi per portare benefici montani, Do o Sutra appartenente al percorso della rinuncia, Ju o Tantra appartenente al percorso della trasformazione e dello Dzogchen appartenente al percorso dell'autoliberazione. Tutte le dottrine dello Yundrumbon sono organizzate nei 9 vie del Bon, Tekparim Gui Bon in tibetano, che a loro volta sono suddivisi in 2 sezioni principali, Bon della causa e Bon del frutto. Il Bon della causa consiste in metodi pratici per armonizzare tutti gli aspetti dell'ambiente e determinare benefici temporali e spirituali per tutti gli esseri. Questi metodi sono stati presi da Tampashen Rab da vari flussi di Bon preistorico e trasformati per adattarsi alla sua dottrina di compassione e vuoto. Quindi, ad esempio, i sacrifici di sangue sono stati sostituiti con l'offerta di vari oggetti, come torma per esempio, potenziati dal mantra e dalle visualizzazioni al fine di soddisfare e placare varie classi di divinità e spiriti e affrontare varie circostanze. Esistono 4 vie inferiori che appartengono a questa categoria. Choshen Tekpa, la via della previsione, che contiene metodi di prognostica, astrologia, medicina e guarigione. Nangshen Tekpa, la via dell'armonia universale, che contiene conoscenza delle origini cosmiche e delle pratiche per armonizzare le varie dimensioni dell'universo. Troshen Tekpa, la via del potere magico, che contiene i metodi per la protezione dai danni. E Sishen Tekpa, il modo di aiutare il defunto, che contiene i riti per il benessere del defunto e la protezione dei vivi dalle negatività legate alla morte. Il Bon del frutto insegna i metodi per purificare l'ignoranza e le emozioni negative e l'ottenimento del buddhità. Esistono 5 modi che appartengono a questa categoria. Ginyen Tengpa, la via di osservanze religiose per laici. Ranson Tengpa, osservanze religiose per monaci e suore. Akar Tengpa, tantra inferiori o esterni. Yeshen Tengpa, tantra superiori o interni. E Lame Tengpa, insegnamenti sulla grande perfezione, Dzogpa Chenpo, l'apice di Yundrumbon, che è il percorso dell'autoliberazione. Ora un paio di parole su Bon Sarma o Bon Novo. È una tradizione eclettica creata da 2 grandi studiosi e praticanti, il maestro tibetano Pompo Trempananka e Barazzano di Pagor, che la maggior parte di voi probabilmente conosce come uno dei più importanti studenti di Guru Rinpoche. Tuttavia, Barazzano è anche un traduttore molto importante nello Yundrumbon. Ha tradotto molti testi dei cicli di Jagar Bonkor o ciclo indiano Bon,
scritto in sanscrito, e da altre lingue come Drusha Kye di Gilgit e così via. Questa nuova tradizione Bon accetta tutti i testi di Bonpo Kanjur e Katen, ma segue un lignaggio di pratica in cui sono combinati gli elementi di Buddha Dharma e Yundrumpan. Guru Padmasambhava svolge un ruolo importante qui e si dice che sia un'incarnazione di Pema Tondro, uno dei figli di Drempanamka di Shangshung, che viveva molti secoli prima. Questa tradizione di Bon Noa è stata creata come un tentativo di seguire gli ordini di Trison Ditsen, di praticare insieme Yundrumban e Buddha Dharma. Oggi è ancora molto popolare nel Tibet orientale, specialmente nel Kham. Come ho spiegato in precedenza, uso Bon misto per fare riferimento alla vasta gamma di tradizioni spirituali delle frontiere tibetane, dell'Himalaya, della Cina, della Grande Steppa e della Siberia meridionale, in cui il Domibon preistorico è mescolato con lo Yundrumban e altre religioni. Su questa diapositiva vediamo i sacerdoti del Bon misto del Nepal. A sinistra c'è un bombo di Tamang e a destra ci sono le tre principali categorie di sacerdoti del popolo Tamu, o Guru: il Chabri, il Pachu e il Lama. Questi sono specializzati in diversi tipi di rituali. Chabri, al centro, è principalmente specializzata in rituali di morte, quindi la loro linea potrebbe essere correlata a Durban o Shishentikpa di Yundrumban. Il loro idam è l'uccello sacro Nami. Il loro testo dottrinale Kyerlo, ora registrato in nepalese, menziona Tampashen Rap, il Buddha di Yundrumban, come Miwarkhe, ma la storia è fortemente mescolata con le miti locali e il loro pantheon è anche molto miscelato. Pachu a sinistra sono i guaritori e narrano i miti cosmologici. I loro dei si chiamano La e sembrano avere dei parallelismi con il Flapa tibetano. Lama, a destra, è simile a Chabri. Tutti e tre i tipi di sacerdoti eseguono sacrifici di sangue caratteristici di molti flussi di Domibon. Ma come vedete, sia Chabri che Lama indossano le corone Ringa con immagini dei 5 Buddha di Yundrumban o buddismo, entrambi i quali non consentono sacrifici di sangue di alcun tipo. Quindi c'è una chiara incongruenza tra l'aspetto di questi sacerdoti e la loro pratica. Qui vediamo i sacerdoti Dami di Humla in Nepal. La loro pratica è un mix eclettico di Domibon, tradizioni tribali, induismo e buddismo, e include anche sacrifici di sangue. I loro dei principali risiedono sul monte Tise e sul lago Mapan, Kailash e Mansarovar in sanscrito. Un tempo il cuore della confederazione Bonpo di Shangshung. In effetti, ogni dame deve andare al Tise e al Mapan per ricevere un potere reale. Solo dopo questo possono praticare nelle loro patrie. I dame indossano particolari turbanti di lana, proprio come quelli indossati da Arya Bonpo della Shangshung. Oggi la parola Ari significa nobile in tibetano, ma ai tempi dell'impero dello Shangshung probabilmente significava letteralmente Bonpo di origine ariana. È interessante notare qui che il sanscrito è stato parlato nella regione dello Shangshung intorno al monte Tise, che molto probabilmente racchiudeva il territorio di Humla. Questo anche indica che un'ondata di migrazione ariana della Grande Steppa ha superato la regione e che una parte degli ariani si è insediata qui e il loro genoma, la lingua e la tradizione spirituale si sono mescolate a quelle della popolazione locale. Questa diapositiva mostra due sacerdoti Dongba di Nakhie nello Yunnan, nel sud-est della Cina. Quella a sinistra è vestito in modo simile al tibetano Hlapa, Tamang Bonpo e Pachu di Tamon, che abbiamo visto prima. Quella a destra è vestito in modo simile a Chabri e Bon Lama di Tamu.
usa un shan, una campana piatta bombo, e dietro di lui sull'altare possiamo vedere una foto di un dio Drabla. Dongba ha una sceneggiatura pittografica unica e la loro religione è una peculiare miscela di Domibon, Yundrambon e Taoismo. Venerano Verma, Ninja e altre antiche divinità protettive Drabla di Shangshun e anche degli dei taoisti. Recitano anche Om Matri Muye Sale Du, il mantra di Tampashin Rap, ma nei rituali sacrificano gli animali. Gli sciamani burati e mongoli chiamano la loro religione Boo Murgel o Boo Shajan, con Murgel e Shajan che significano entrambe religioni in generale e Boo è il nome principale. Chiamano i sacerdoti maschi Boo e i sacerdoti femminili Udgan. La religione di Boo Murgel non è peculiare dei soli burati, ma si trova in varie forme tra le varie tribù mongole e anche a Tuva. Nonostante il fatto che le varie tradizioni spirituali siberiane native abbiano molti concetti in comune, a causa in gran parte del loro ambiente culturale, religioso e geografico simile. Le differenze tra loro sono paragonabili a quelle tra le principali religioni del mondo. Uno degli aspetti più importanti trovati in tutte le religioni siberiane è il politeismo, e in effetti questo è molto sviluppato nel moderno Boa Morghel, che probabilmente ha il pantheon più grande e complesso tra tutte le religioni siberiane native. La principale caratteristica distintiva di Boa Morghel, tuttavia, sono i suoi culti di Hohemunhe Tengeri, cielo blu eterno, e Tengerin, divinità che abitano in cielo. Secondo me, sono questi culti che sono fondamentali per Boa Morghel e definiscono le tecniche e l'approccio distinti del Boa. Sebbene il loro vero significato può essere facilmente interpretato erroneamente. Non c'è dubbio che Boa Morghel sia una tradizione Pön. Questo è prima di tutto chiaro dal suo nome. La parola Pön è sopravvissuta nei dialetti mongoli burati fino ad oggi come Boa. Su mia richiesta, il mio amico buryato, Dorjo Dugarov, presenta l'interessante ricostruzione dell'etimologia della parola mongol-buryata Boa. Quoto. La parola tibetana Pön si riferiva alla parola mongola Buon, ma nella vecchia scrittura mongola è scritta come Bo Gegen ed è fatta di due parole, Bo e Gegen. La parola Bo significa sciamano ed è anche costituita da due sillabe, Bo e Ge. La sillaba finale Ge non è pronunciata nei dialetti moderni e se confrontiamo il suo uso in altre parole scopriamo che potrebbe essere letta come il suono N. Ad esempio, cammello, temeghe, si legge come teme in dialetto di Halha e come temen in dialetto mongolo-khori, classica moderna lingua buryata, che è il dialetto antico di Halha, Mongolia centrale. In questo modo recuperiamo l'antica pronuncia della parola Bo come Boon, cioè Pön. Uno dei significati della parola tibetana Pön è recitare il mantra. Il verbo tibetano Pönpa, invocare, è direttamente paragonabile alle parole buryata in dialetto Khori e Halha, Bo Gegene, pronunciato come Bon No in dialetto Halha e Bol No in buryato, che significa recitare un'invocazione, aggiungere, incantare e anche come un imperativo. E allora, nei tempi antichi la parola Boa significava anche invocazione, ma nelle lingue moderne mongole significa solo sciamano. Sembra aver perso il suo antico significato. Prima che un Bo o Udgan possano iniziare la pratica, devono ricevere chiamate e trasmissioni da Tengerin, dei dei del cielo o dagli spiriti ancestrali Ongon. La trasmissione del lignaggio spirituale si chiama Utha, un scintillo.
e la chiamata è diventare un bo o utgan è chiamata ongon darauga o pressione dell'ongon, o come viene spesso chiamata nelle opere occidentali sullo sciamanesimo, malattia sciamanica. Questa malattia può manifestarsi in varie forme e in diverse circostanze, ma è sempre l'inizio di un periodo molto difficile e doloroso, in cui gli Ongon fanno pressione sul futuro Bo che subisce un processo di enorme trasformazione interiore. A seconda delle circostanze individuali, questa metamorfosi può richiedere fino a diversi anni. È un periodo in cui i concetti e le percezioni ordinarie del futuro Bo o Udgan sono tutti rotti e distrutti. Subisci una morte virtuale e vieni quindi rinato, trasformato in un essere spirituale con una nuova visione esperienziale e percezione dell'universo e di tutti i suoi esseri, accompagnati da alcune conoscenze speciali e poteri riservati a un Bo o Udgan. La chiamata può arrivare nello stato dei sogni o nello stato di veglia e ogni Bo o Udgan lo sperimenta in modo diverso. Ognuna ha la propria storia. Utha è una radice e origine spirituale di Bo o Udgan ed è assolutamente fondamentale per qualsiasi sacerdote o sacerdotessa di Bo o Murghel. È una specie di energia spirituale magica, un potenziamento dato al primo Bo di un lineaggio del clan e quindi trasmesso all'interno di quel clan da un Bo all'altro. Il primo Utha fu ricevuto dal primo Bo sulla terra, Mergen Hara, chiamato anche Bufumei. Era il figlio del primo Udgan che proveniva dal clan Shoshoolok e fu iniziato e istruito dall'Aquila della Testa Bianca. Una delle leggende racconta come è arrivata la conoscenza di Bo Morghel sulla terra. Cito: per aiutare le persone a superare le malattie scatenate dai tengerin neri e tengerin bianchi, hanno inviato un'aquila sulla terra. Quando scese dal cielo, vide una donna che dormiva sotto un albero ed entrò in unione sessuale con lei. Così la sua visione spirituale fu aperta e diviene in grado di vedere gli spiriti e gli dei. L'Aquila ha insegnato le sue varie tecniche di Bo Morghel e in questo modo la donna ha ricevuto Utha dall'Aquila ed è diventata la prima Udgan. Lì nasce un figlio che diviene il primo Bo e così fu che Utha fu trasmesso. Citazione chiusa. La parola Utha deriva dalla radice turca Ut, che significa fuoco o focolare. E i miti di Bo Morghel dicono che l'Aquila dalla testa bianca che ha insegnato al primo Udgan e ha anche generato suo figlio ha portato il fuoco sulla terra. Utha quindi potrebbe essere tradotto come scintilla di fuoco spirituale, poiché la radice Ut costituisce anche la prima parte della parola Udgan, una sacerdotessa del Bo Morghel, e poiché la dottrina di Bo Morghel è stata inizialmente insegnata a un Udgan, possiamo concludere che le antiche sacerdotesse Udgan erano i titolari iniziali di Utha, conoscenza di Bo Morghel, e presiedevano a riti che coinvolgevano il fuoco. Questo ruolo è cambiato nel tempo, poiché il matriarcato ha lasciato il posto al patriarcato e nel moderno Bo Morghel e sono un Udgan appositamente avviato a cui è permesso invocare le divinità Zayan del fuoco, dal cielo, e guidare rituali dedicati a loro. Il primo Udgan ha consegnato le sue conoscenze a suo figlio in modo da poter sapere che passare Utha dalla femmina al maschio fosse uno stato normale nella storia antica di Bo Morghel. Ciò tuttavia è cambiato mentre la religione si è sviluppata, con lineaggi maschili Bo che diventano più dominanti e la trasmissione da madre a figli che diventa indesiderabile. Dobbiamo ricordare questo punto quando parleremo di sciamanesse Wu del regno Chu della Cina antica.
circa 841 a 233 avanti Cristo. Il processo di iniziazione del Boa Morghel è noto come Shanar e attraverso di esso un Boa non iniziato si trasforma in un Boa autorizzato. Nel Boa Morghel boreato questo sistema originale è molto complesso ed è diviso in 9 fasi. Nella religione Boa mongola viene utilizzato il sistema di iniziazione in 12 fasi e un rito di iniziazione eccezionale della 13ª fase viene eseguito molto occasionalmente per un Boa davvero eccezionale, e cui viene quindi dato il titolo Gegeen Zarin, dove Gegeen significa illuminato. Questo tipo di boa appare molto raramente. È difficile essere completamente sicuri di come questi sistemi corrispondono, poiché l'opinione differisce tra i boa stessi. Basta dire che questi sistemi sono paralleli e si basano su strutture diverse. Quello boreato non è in qualche modo incompleto perché ha meno fasi. Mentre il sistema di iniziazione del Boa Morghel nascosto è strutturato in base ai 9 rami dell'albero del mondo e alle 9 sfere dell'universo. Il sistema mongolo si basa sulle 12 corna del cervo sacro. Alcuni boa boreati parlano di un 13° livello di iniziazione che è probabilmente parallelo al mongolo Gegeen Zarin, e ciò dimostra che entrambi i sistemi di iniziazione sono stati usati in Boreatia in passato. Dato che abbiamo appena discusso brevemente del sistema di iniziazione del Boa Morghel collegato ai 12 rami delle corna del cervo sacro, voglio parlare un po' del culto del cervo celeste e delle sue variazioni in varie tradizioni del pan preistorico dell'Eurasia. Le tracce del culto del cervo celeste possono essere chiaramente viste in tutta l'Eurasia, in particolare in Siberia, Asia centrale, Tibet, Russia, Lapponia e Carelia. Il cervo mistico è anche uno delle guide spirituali degli uomini di medicina nord centroamericana. Gli archeologi hanno scoperto molte sculture e ornamenti raffiguranti cervi o vari aspetti della sua adorazione in queste regioni. Le immagini del cervo erano sacre per le Schiti e gli Hunnu e venivano usate nelle cerimonie religiose. Gli archeologi hanno scoperto che la cultura originale è conosciuta semplicemente come la cultura delle pietre dei cervi ed è stata data al primo millennio avanti Cristo. I popoli di questa cultura hanno eretto stelle commemorative coperte da intagli comprese le immagini del cielo e guerrieri tatuati con immagini del cervo, armi, abbigliamento e vari strumenti. La parte superiore simboleggia la dimensione del cielo ed è scolpita con cerchi e talvolta facce che rappresentano il sole, la luna e le dei che abitano il cielo. La fascia inferiore delle pietre del cervo rappresenta la terra ed è incisa con immagini di armi, strumenti e a volte figure umane. La banda centrale sta per lo spazio intermedio tra il cielo e la terra ed è scolpito con immagini di cervi sacri che volano verso il cielo. Le loro teste si piegavano all'indietro in modo che le loro corna altamente stilizzate tocchino la schiena. Le immagini dei cervi sono orientate verso est e verso l'alto, mostrando chiaramente che stanno volando verso la dimensione del cielo. In effetti, ci sono molti indizi che suggeriscono che il cervo era associato al Sole in tempi preistorici. Qui tuttavia il cervo è chiaramente in grado di volare tra il mezzo e i mondi superiori che agiscono come un messaggero tra uomo e dei. Questa è la mia interpretazione basata sulla mia esperienza con Boa Morghel e un tibetano. Tra i culti del cervo, il cervo bianco prende un posto speciale.
nei miti cinesi appare come un messaggero dell'imperatore celeste e troviamo echi di questo culto nella religione shintoista nativa del Giappone. Ad esempio, la dea del sole, Amaterasu o Mikami, che a volte appare come un cervo bianco che trasporta il disco solare che poggia sulla corona dell'albero. I nastri di carta di preghiera o mikuji sono attaccati ai rami dell'albero. Le echi di questa immagine si trovano nella mitologia siberiana, ad esempio tra i Tungus Evenki, dove la Signora del mondo celeste è una divinità solare sotto forma di una cerva o alce femmina. I cervi, in particolare i cervi bianchi, sono animali sacri nello shintoismo, a causa della loro associazione con alcuni kami, gli dei e gli spiriti. Il dio del cervo, Amenokakun no Kami, fu mandato come messaggero della dea del sole Amaterasu a Takemikatsuchi no Okami, l'altamente venerato dio del tuono, della pace e del coraggio militare dell'influente clan Fujiwara. I nastri di carta o mikuji legati all'albero, che molto probabilmente simboleggia l'albero del mondo, trovano la loro controparte in Siberia e in particolare nella religione del lago Baikal, dove i burati legano nastri colorati chiamati zalaa ad alberi e cespugli intorno ai sacri luoghi di potenza, come le sorgenti di guarigione, rocce e boschi, nonché nelle vicinanze di altri oggetti sacri come un santuario di un potente lama o divinità locale. Molte culture hanno tradizioni collegate alle corna di cervi e in effetti le antiche burati avevano un culto di adorazione. Quando un cervo era stato ucciso, la testa e le corna furono poi recisi, posti sul banco vicino al focolare e il rituale di pregare per le corna del cervo veniva eseguito con tutti gli abitanti, che toccavano la testa del cervo per ricevere una benedizione. Una testa di cervo era considerata Erdeni, un oggetto santo o magico in grado di conferire Hulde, un potere universale di prosperità e benessere, parallelo al concetto di Bonpo di Chaiyang. Ancora oggi i sacerdoti Boa di Bomorgel Buriato indossano corone rituali Maihapshi con corna di cervo, come nelle immagini qui, a sinistra. Queste corone hanno applicazioni pratiche, ma sono anche un simbolo, dimostrando che i sacerdoti Boa hanno interiorizzato il potere del cielo e, con capacità magiche uguali a quelle degli esseri celesti, hanno la capacità di invocare e conferire Hulde e di viaggiare nel Trimonde nel modo più veloce possibile, cioè come un cervo celeste. Ci dà anche un indizio su quando potrebbe essere apparsa la tradizione di indossare tale corone. Vale a dire nel Paleolitico superiore, 40 a 11 a.C., quando le renne stavano diventando importanti per gli umani. Un ulteriore indizio sul tempismo è questa straordinaria figura danzante dello stregone che indossa un copricapo di corna di cervo e le zampe di orso sopra le sue mani, centro-sinistra. Scoperto nei Pirenei francesi, nella grotta di Trois Frères, Tre Fratelli. Questa affascinante pittura di roccia è stata datata a circa 13-14 a.C. Alcuni vedono un becco nel dipinto, dando a questa immagine una caratteristica di uccelli, che ricorda le immagini dei cervi volanti delle pietre di cervo che abbiamo visto prima. La maggior parte di queste caratteristiche si trovano nell'abito rituale degli sciamani siberiani, tra cui i Boa Buriati. E simboleggia i poteri magici della Boa, la padronanza delle diverse energie su diversi livelli dell'universo e la loro capacità di viaggiare nei tre mondi. Quali sono queste caratteristiche parallele nel costume del Boa Buriato? Sono corone Maihapshi di corno di cervo
che simboleggia il potere del cervo celeste, cappello Malgai, realizzato in pelliccia di orso indossato sotto la corona, che simboleggia il potere dell'orso e il padrone del taiga. Dalapshi, indumento a spalla alata, che simboleggia il potere della sacra aquila, portatore di fuoco e conoscenza mistica. È interessante notare che il tamburo del bue è spesso chiamato cervo. I parallelismi tra l'abbigliamento rituale della boa e l'immagine dello stregone della grotta di Trois Frères dimostrano l'estrema antichità del Bomorghel buriato. L'immagine a destra, è un disegno di un'altra piastrina di bronzo permiugra medievale dalle montagne Urali, su cui vediamo di nuovo un tipo di costume molto simile, una corona a testa di alce, ali e il becco di un uccello e possibilmente zampe di orso. Oggi Domibön probabilmente non si trova da nessuna parte nella sua forma pura, ma alcuni dei suoi elementi culturali e rituali vivono in altri tipi di bön, tra cui tradizioni di Hlapa e Pawo e i veicoli casuali di Yundum Bön, insegnati da Tumpa Shinrab, dove è particolarmente evidente attraverso le tracce del culto eurasiano del cervo celeste. Nelle tradizioni rituali delle Shepa Chunyi o di 12 scienze, e in particolare in Ding Xiaoa e il bon del cervo volante. A destra vedete un sacerdote Bonpo, un praticante del bon del cervo volante. L'immagine è basata sull'illustrazione originale del manoscritto Zermik e conservata nella Biblioteca di Stato di Berlino. Il bombo indossa una corona di cervo, nella sua mano sinistra ha una campana Shem, simbolo del suono, e nella sua mano destra una piuma di uccello, presumibilmente usata per riti di purificazione con acqua lustrale. Ciò sembra dimostrare la continuità e la coerenza dell'antico culto dei cervi in Eurasia fino ad ora. Ora brevemente per quanto riguarda le differenze tra Boa-Morghel e Yundum-Bön. Un punto molto importante di differenza tra le due tradizioni è l'obiettivo finale della pratica. Il risultato finale di Yundum-Bön è la libertà da ulteriori reincarnazioni, dalla sofferenza del samsara, che va oltre la visione dualistica alla liberazione nello stato naturale della propria mente, che è la base di tutto ed è ultimo Buddha. Un prete Boa, d'altra parte, non può mai diventare Huhemun Het Tengeri, eterno cielo blu, che è l'ultima fonte di esistenza secondo la religione Boa-Morghel. La più alta realizzazione che un Boa può raggiungere è diventare uno delle dei Tengerin di lunga durata, e residente nell'altro cielo che si trova nel dominio dell'eterno cielo blu. Ciò significa che l'obiettivo finale di Boa-Morghel non è mai fuori dal samsara. Questo è molto, molto lontano dalla realizzazione finale dello Yundum-Bön. Come gli insegnamenti dei Buddha, che si tratti di Shakyamuni o Tumpa Shinrab, entrarono in un certo ambiente culturale e religioso, in un certo tempo e luogo. Alcune nozioni culturali già esistenti, forme religiose esteriori, metodi e terminologia furono adottati per facilitare la comprensione. Questo perché le persone non possono relazionarsi con qualcosa che è spiegato in termini e categorie completamente al di là della loro esperienza. Pertanto, alcuni aspetti dei sistemi nativi furono usati e trasformati dai Buddha per trasmettere lo scopo principale dei loro insegnamenti. Questo è un modello generale visto in tutta la storia della religione. Somiglianze tra alcuni aspetti esterni di Yundum-Bön e buddismo in generale e quelli dei sistemi sciamanici possono a prima vista portarci a presumere che siano legati anche a un livello più profondo e spirituale. Ma quando guardiamo profondamente
attentamente nelle loro origini e opinioni, scopriamo che queste tradizioni sono fondamentalmente diverse in termini di punto di vista fondamentale, percorso e obiettivo finale. Ora parliamo di connessioni tra vari tipi di religioni di Ben e religioni pre-taoista e taoista della Cina. Il primo luogo, connessioni tra Bo Murghel e tradizioni spirituali dell'antica Cina. Verso la fine del secondo e l'inizio del primo millennio a.C. ci fu un'enorme ondata migratoria dal lato settentrionale del fiume Giallo nel nord della Cina e l'area moderna del Amdo in Tibet, attraverso il deserto del Gobi nella Siberia meridionale, compresa la regione del Baikal. Questi migranti erano proto-Hunnu, di tipo razziale mongoloidi e mongoloidi europeoidi. Secondo la tradizione storica cinese, Xun Wei, figlio dell'ultimo re della dinastia Xia, è considerato il capostipite del Hunnu. Si diceva che Xia fosse fondato da un leggendario eroe Yu, che nasce nel 2205 a.C. E la dinastia fu interrotta nel 1766 o 64 a.C. a causa della conquista di Shang Yi. Dopo la caduta del Xia, Xun Wei portò la sua famiglia e alcuni dei suoi nella steppa settentrionale, in cui i suoi discendenti si mescolarono con popoli delle tribù di Qiangyun e Hunyu, alcuni dei quali erano di tipo europeo, mentre altri erano già mescolati con mongoloidi, e probabilmente erano alcune tribù della nazione Zhongyi. Questa etnogenesi ha provocato l'emergere del Hu, proto-Hunnu, che ha invaso la Siberia meridionale. Questi popoli hanno gradualmente conquistato la Siberia meridionale intorno al 1200 a.C. Sebbene Proto-Hunnu abbia soggiogato le tribù che vivono intorno al lago Baikal, c'è stato un periodo di intensa etnogenesi mentre i migrati si mescolavano alla popolazione aborigena, scambiando credenze e tradizioni culturali e religiose. Fu questo scambio che in seguito diede origine alla nazione Hunnu, come è conosciuto nella storia. Questo ricco ambiente multiculturale, con i suoi numerosi sistemi di credenze, era anche un terreno fertile in cui sono radicati i primi sviluppi della religione Bo-Murghel. Nel corso dei 2000 anni dalla fine del terzo millennio a.C. alla formazione dell'impero Hunnu nel III secolo a.C., le credenze e i rituali di Bo-Murghel sono gradualmente emersi e possiamo tracciare molti elementi del moderno Bo-Murghel in questo periodo. In esempio, sono gli specchi da giada e bronzo prodotti dalla cultura glaskovskaya. Questi specchi svolgono ancora un ruolo vitale per Bo e Udgan oggi. Ciò si riflette nel nome mongolo boreato per uno dei simboli più importanti di Bo-Murghel, Hastanga o Swastika, che significa letteralmente timbro di giada. Questo nome potrebbe essere sorto durante o prima del tempo della via di Giada, circa secondo millennio a.C. È un'arteria commerciale che collega la cultura glaskovskaya della Siberia meridionale, che includeva il lago Baikal, e l'impero Shang in Cina, attraverso tribù intermedie. I cinesi importavano dischi preziosi, semidischi, anelli e specchi fatti di giada bianca e verde dalla Siberia. Tutto ciò dimostra chiaramente che probabilmente dal terzo millennio a.C. c'era un vivace scambio di idee culturali e spirituali e oggetti rituali tra Bo-Murghel, di tribù proto-mongole della Grande Steppa e Siberia meridionale e regione pre-taoista e antica taoista della Cina. Gli strigoni o sciamani dell'antica Cina erano chiamati Wu
erano maghi, guaritori ed esorcisti. I primi documenti della Wu appaiono durante la dinastia Shang, circa 1600 a 1046 a.C., durante il periodo di scambio commerciale, culturale e religioso tra Siberia e Cina, lungo la via di Giada, come ho appena detto. In quei tempi la parola Wu si riferiva ai praticanti di entrambi gli stessi. Questi sacerdoti hanno determinate somiglianze con i Bo-Buryati in termini di oggetti rituali e metodi di magia. Diamo un'occhiata a uno di questi esempi. Come abbiamo già visto prima, l'abito rituale Bo ha un cappello di Malgai fatto di pelliccia di orso. Questo non è solo un ornamento, ma un simbolo che indica che un Bo può trasformarsi in un orso. Trasformare la loro anima in un orso e poi viaggiare in quella veste che compiva azioni magiche era la tecnica preferita dei potenti Bo e Udgan di alcune tribù in passato. La tecnica di trasformarsi in un orso allo scopo di eseguire azioni magiche si trova anche in altre tradizioni e culture dell'Eurasia. Ciò è chiaramente illustrato dalle immagini dello stregone della grotta di Trois Frères in Francia e anche lo sciamano di Permugda, entrambi i quali hanno le zampe di orso come elemento del loro aspetto. Ma troviamo anche questa tecnica nell'antica Cina tra i sacerdoti Wu. Ciò è chiaramente illustrato dalle leggende riguardanti gli antichi saggi cinesi, che i cinesi considerano tradizionalmente come figure sia mitologiche che storiche. Una versione della leggenda sul grande Yu, nato intorno a 2205 a.C., chi superato la grande alluvione è di particolare interesse per noi qui. Yu era un antico sacerdote Wu pre-taoista che era miracolosamente nato dal corpo di suo padre Gun, ucciso sulle ordini del re Shun, per aver fallito nel suo compito di fermare l'alluvione. Il suo cadavere giaceva sul pendio della montagna per 3 anni. E per tutto il tempo Yu era all'interno del cadavere di suo padre. Dopo che 3 anni erano passati, il cadavere di Gun risuscita e diviene un orso marrone. Aprendo la pancia, tirò fuori Yu, che diviene immediatamente un orso. Nel corso della sua vita Yu ha cambiato periodicamente il suo aspetto. A volte era come un uomo, a volte come un orso. Fece la camminata di un orso che fu imitato dai sacerdoti dell'antica Cina 1000 anni dopo, che indossava una pelle d'orso e ringhiò, imitandolo mentre eseguì il rituale. Yu è famoso non solo per fermare la grande alluvione, ma anche per aver aperto la strada al volo magico per le stelle e la costellazione dell'Orso Maggiore, in particolare, dove ha ricevuto istruzioni dagli spiriti del cielo. Ci sono ancora testi taoisti che descrivono in dettaglio lo schema dei suoi passi magici, si chiama Yubu, nella sequenza che porta alla dimensione del cielo, alcuni dei quali molto probabilmente sono serviti anche da base per alcune tecniche di arti marziali. Io avevo la capacità di comunicare con e trasformarsi in vari animali selvatici e svolgere molti altri compiti magici. Questa citazione da Eva Wong, The Shambhala Guide to Taoism, Boston and London Shambhala 1997. La storia e le attività di Yu sono paragonabili a quelle dei Bo-Buryati, anche se Yu non era una vera figura storica, come sostiene la tradizione cinese, deve comunque rappresentare un'immagine generale o collettiva degli antichi sacerdoti che erano maghi, guaritori, chiarvoagenti, indovini e divinatori, nonché re e leader militari come gli antichi Bo di Buon Urgeo Buriato. Ora, se guardiamo attentamente le fasi dello sviluppo dell'ideogramma Wu
possiamo vedere che inizialmente consisteva in due mani che porgono una offerta verso l'alto, verso le montagne, e gli dei del cielo, e indicano la funzione primaria dei sacerdoti e sacerdotesse come intermediari tra il mondo spirituale e il mondo degli umani. Poco a poco si è sviluppato un geroglifo più astratto che è un uso oggi. Vale anche la pena notare la somiglianza fonetica dell'autonome W con Bo e Böll. La consonante B è spesso intercambiabile con consonante V, come in parole Vajra, per esempio, che è anche pronunciata come Vajra. Questo, unito al numero di corrispondenze in tecniche e funzioni magiche tra tutti e tre i tipi di sacerdoti, rende molto probabile che rappresentino rami diversi della stessa proto-religione e che questi tre nomi siano in effetti direttamente correlati l'uno all'altro. Da quando abbiamo appena discusso del grande Yu e dei suoi magici passi Yubu alle costellazioni di Orsa Maggiore e il grande carro, parliamo un po' del simbolismo del swastika, che nel taoismo è collegato a questa costellazione. L'Orsa Maggiore si chiama Beidou e significa letteralmente il mestolo del nord e a volte è paragonato a un carro. È visto come il trono di Shangdi, la divinità suprema nell'antica religione cinese, dalla dinastia Shang al taoismo successivo, in cui il mestolo indica il corretto orientamento per eseguire la meditazione o il rituale attraverso l'apparente movimento attraverso la sua maniglia durante l'anno. La sua settima stella si chiama Tianguan, o il passo celeste, e allora il mestolo del nord si apre la strada al cielo sia nella meditazione che nei rituali. Il mestolo del nord ruota attorno alla stella del nord, Beiji, che è una stella più luminosa della chemisfera nord e si trova alla coda della costellazione dell'Orsa Minore o Piccolo Mestolo. Il Piccolo Mestolo e il Grande Mestolo, anche chiamato il Grande Carro, ruotano attorno alla stella del nord e se si vede nelle 4 fasi di 4 stagioni. Disegnano una svastica o one in senso antiorario, simbolo della miriade di cose della creazione. In Bomorghel Boreato l'Orsa Maggiore è nota come un gruppo di 7 vecchi saggi che si chiamano Sambuchi, Dolon Ubget. In passato in ogni famiglia qualcuno aspergeva 7 anziani con latte perché possono aiutare o causare danni a seconda che siano propiziati o meno. A questa costellazione è anche molto importante nella religione ariana vedica, in cui si chiama Saptarishi, 7 rishe o 7 saggi, figli di Brahma. Questo antico culto è ancora vivo nell'induismo moderno, nonostante il fatto che questa costellazione sia appena visibile anche dall'India settentrionale. Il mandala di Saptarishi è dipinto come una svastica. In generale, la svastica è considerata in molte culture come un simbolo solare che traccia la rotazione del Sole in senso orario, nel ciclo giornaliero, o lungo l'orbita eclittica in senso antiorario e un ciclo annuale. Inoltre, la maggior parte degli oggetti nel nostro sistema solare, compresi il Sole, i pianeti e gli asteroidi, ruotano tutti in senso antiorario. In varie tradizioni di buon preistorico e buon misto troviamo entrambe le versioni della svastica. In Bomorghel la svastica è chiamata Hastamga, timbro di giada, come ho già detto. Alcuni Hastamga ruotano in senso antiorario, mentre altri ruotano in senso orario. Le svastiche
in senso antiorario sono motivi molto comuni in altre arti delle caverne e nelle pietre di cervi in Mongolia interna e Amdo in Tibet, generalmente datate ai primi millenni a.C. Alcuni di questi swastika trovati sulle rocce in Mongolia hanno teste di cavallo. Il pompo swastika chiamata Drungmu nella lingua di Shanxun e Yundrung in tibetano gira in senso anti-orario e in Yundrungbon rappresenta la natura di Buddha finale e indistruttibile oltre il tempo e lo spazio. Ad un altro livello rappresenta la sacra direzione rituale che porta alla realizzazione spirituale. I testi tradizionali degli Yendronbon non commentano il motivo di questo movimento in senso antiorario, chiamato Yekor in tibetano, letteralmente rivolgendosi a destra. Questa direzione in senso antiorario della swastika pompa potrebbe essere stata originariamente correlata all'orbita eclettica del Sole o alla rotazione dell'Orso Maggiore intorno alla Stella del Nord, come è stato già spiegato. E in questo caso avrebbe rappresentato la direzione sacra del movimento per alcuni rami del Bön preistorico dell'Eurasia, dominante nel tempo e nel luogo in cui si manifestò Trungpa Shinrap Miwo. Come molti altri simboli, concetti e rituali del Bön preistorico, sarebbe stato poi infuso con un nuovo strato di significato da parte di questo Buddha dell'Asia centrale, per riflettere la sua dottrina rivoluzionaria. In Drungbon la swastika è ricca di simbologia. Yendrung significa letteralmente non nato e incessante. Il suo significato principale è lo stato immutabile e indistruttibile, la natura della mente o il terreno fondamentale di ogni esistenza. I 4 rami e il centro rappresentano anche le 4 direzioni e il centro. Le 5 sezioni sono dipinte di colori diversi che rappresentano i 5 elementi purificati, e ogni sezione è anche iscritta con una delle 5 sillabe eroiche, Yang, Rang, Kang, Sun e Om. Una volta, quando Trungpa Shinrap era lontano dal suo palazzo, il demone Chapa Lagrin riuscì a intrufolarsi e bruciare le collezioni di libri in cui le dottrine di Trungpa Shinrap già insegnate furono scritte. I seguaci erano disperati, ma quando Trungpa Shinrap Miwo tornò, emise queste sillabe eroiche e le proiettò sulle ceneri. Quindi tutte le scritture furono miracolosamente restaurate. Lo Yondrung è anche una sorta di mandala delle 5 famiglie Buddha, una rappresentazione dell'universo nella sua pura dimensione spirituale. Nel grande mandala di 1000 Buddha dello Yondrongbon ci sono 200 Yondrung swastiche, ognuno che rappresenta corpo, voce, mente, qualità e attività di 5 Buddha manifestati nelle 10 direzioni. Un chiaro esempio di una connessione ancora più antica tra Bön e cultura cinese è la divinazione di corde Jutik dello Shangshun. Utilizza 6 corde ed è estremamente complesso, molto più complesso nella preparazione dei materiali, nell'esecuzione e nella interpretazione del risultato rispetto anche al I Ching. Quando le corde vengono lanciate, formano diversi nodi che vengono interpretati con l'aiuto di un manuale. Il lancio può provocare combinazioni innumerevoli. Esistono 360 tipi principali di nodi che formano 10.000 combinazioni. A seconda che le corde girino a destra o a sinistra, verso l'alto o verso il basso, il modello degli ornamenti sulle piccole corde e altre considerazioni, le combinazioni sono innumerevoli. La cultura degli Inca precolombiani del Sud America aveva un sistema di scrittura basato sui nodi nelle corde. Sappiamo anche che un sistema di scrittura simile esisteva nel Cina preistorico. Lao Tzu scrive in Tao Te Ching:
Lascia le persone legare i nodi nelle corde e usare al posto della scrittura. Citazione chiusa. Lao Tzu, che viveva all'inizio del VII secolo a.C., consigliò di tornare alla semplicità dei tempi antichi. Forse si riferisce all'epoca prima del 7000 a.C., quando la scrittura Jaihu e la scrittura geroglifa successiva non era ancora stata inventata e l'accumulo di conoscenze non era ancora iniziato. In questo contesto la conoscenza è l'opposito della saggezza e si riferisce alla creazione e trasmissione delle abitudini artificiali, limiti culturali e idee di progresso, che Lao Tzu considerava un grande male, un ostacolo per la connessione dell'uomo alla sua natura originaria. L'esistenza di analoghi sistemi di scrittura tra gli Inca cinesi preistorici e le divinazioni Jutique di Shangshun dimostra che questo tipo di scrittura era già in uso tra il popolo asiatico ai tempi delle migrazioni verso le Americhe sul ponte terrestre di Bering, ovunque tra 16 e 11 mila anni fa. Il motivo per cui questo sistema si trova in Sud America e non nel Nord America è perché è arrivato con le precedenti ondate di migranti, che sono continuati a sud fino a quando non sono arrivati in Perù. È ragionevole suggerire quindi che le origini delle divinazioni di Pompo Jutique si trovano nell'antica remota o nel tempo delle prime migrazioni sul ponte terrestre di Bering e che molto probabilmente si è sviluppato dalle scritture di corda che era in uso nel Shangshun e in Cina antica ed era simile a quella delle Inca del Perù. In Cina troviamo due tipi principali di Taoismo: Tao Chao o setta taoista. Si riferisce a flussi taoisti che usano rituali e magia, come per esempio Tian Shi Tao, l'avvio dei maestri celesti, e quelli in cerca di immortalità, mentre Tao Chio, scuola taoista, disegna le scuole di taoismo filosofico basate sugli insegnamenti di Lao Tse e Chuang-Tze. Molti studiosi taoisti, come ad esempio il grande alchimista Ge Xuan, credevano che le radici del taoismo si trovassero a ovest della Cina. Credevano che la fonte originale di questa religione fosse la regina madre dell'Occidente, la dea Xiangnu, che risiede sul monte Kunlun della catena montuosa di Tianshan. La descrizione delle montagne Kunlun in vecchi testi taoisti è paragonabile al monte Yendrung Tsek in Olmologring, nel paese natale di Trungpa Shinrap. Entrambe le montagne hanno 9 gradini o livelli e sono riflessi delle montagne mondiali sul piano fisico. Questo indica una fonte culturale comune. Se la fonte degli insegnamenti taoisti era davvero in Tianshan, che nei tempi antichi era al confine con Taxig, il paese dell'Asia centrale dove lo Yindrunbon era diffuso, allora molte delle idee e delle pratiche del primo taoismo magico, i rituali di Tao Chao e successivamente della scuola taoista di Tian Shi Tao, l'avvio dei maestri celesti, è collegata con il buon casuale. È anche interessante notare che inizialmente la dea Xiangmu era raffigurata sotto forma di tigre o tigre, mezza donna, con una coda leopardata. Ciò ha anche una certa corrispondenza con il paese di Taxig, che in tibetano significa letteralmente tigre leopardo. Secondo le fonti Bonpo, lo Yindrunbon raggiunse la Cina già nel tempo di Trungpa Shinrap. Fu portato lì dal re cinese noto in tibetano come Jia Kongse Trulji Gyalpo, che era un discepolo diretto di Shinrap Miwo. Apprese particolarmente egli furono affidati gli insegnamenti dell'astrologia Bonpo appartenenti al buon casuale. Fu Trulji Gyalpo a introdurre l'astrologia dei 5 elementi, il ciclo di 12 anni e i cicli di 9 meva e 8 parka, Pakua in cinese, da cui si svilupparono ulteriori sistemi astrologici e di divinazione cinesi.
I 4 testi medici, il Bonji, raggiunsero la Cina attraverso il principe Chibu Trichet, uno dei figli di Tumpashin Rap, e furono diffusi lì. La successiva ondata di Yundongbon arrivò in Cina nel periodo dei 6 grandi traduttori, dal 6016 a.C. in poi, che lavoravano sotto la supervisione di un altro figlio di Tumpashin Rap, il reggente Mucho Demdrup. Uno dei 6 traduttori era Li Tang Manpo della Cina. Ha tradotto molti testi Yundongbon in cinese. Anche gli insegnamenti più alti, il Bon del frutto, raggiunsero la Cina. Il Bon tantrico è stato portato dal maestro cinese Bonpo Jiabon Xinghua Tuqin, e gli insegnamenti di Dzogchen di Shangshung Ninju sono stati portati in Cina dal maestro Jiabon Salva Wuqian, che lo ha ricevuto da Sun Pio Adong, studente di Rasan Trinco, un insegnante personale Bonpo del re tibetano da Green Zik, 6-7 secolo d.C. In breve, lo Yundongbon si diffuse in Cina già dai tempi di Shenrab Miwo e oltre i millenni tutti i livelli dei suoi insegnamenti furono predicati lì. Jier, il nome nella lingua di Tagzik, che è stato tradotto in tibetano come Pön, è stato tradotto in cinese come Tao, un termine già usato dai sacerdoti delle antiche tradizioni spirituali cinesi. Nel corso dei secoli, i metodi e le idee di Yundongbon hanno penetrato molti flussi di taoismo cinese, sia Tao Chio che Tao Chia. Ciò è chiaro non solo dalle loro filosofie del vuoto e i rituali, ma in alcuni casi anche dal loro abito rituale del cielo blu. La scuola di Qingxi Tao, la via dei maestri celesti, è un esempio di spicco. Il grande studioso di Bonpo e maestro del secolo scorso, Shabza Tashi Gyaltsen, afferma chiaramente che la scuola Qingxi Tao è una specie di Bon e chiama i suoi capi ereditari Namji Bonpo, Bonpo del cielo. Un altro segno dell'influenza di Yundongbon sulla cultura e sulla religione del Cina è l'uso diffuso sia da parte dei taoisti che dei buddisti cinesi del simbolo di Bonpo swastika o Yundrung, che gira in senso antiorario, o come dicono gli stessi Bonpo, Yekor, a destra. Uno dei libri più importanti della cultura cinese è I Ching, il libro dei cambiamenti. La maggior parte dei sistemi di filosofia cinese, astrologia e divinazione si originano direttamente o indirettamente da esso. Serve come base comune sia per il taoismo che per il confucianesimo, poiché le filosofie di Lao Tzu e Confucio sono derivanti dallo studio e dalla pratica degli insegnamenti e delle idee contenute in questo libro. Nella tradizione cinese si dice che i trigrammi siano stati scoperti da Fuxi, antenato della civiltà cinese, qualche tempo prima del terzo millennio a.C. I trigrammi Paco in cinese furono rivelati a Fuxi sul guscio di una tartaruga del fiume giallo. Fuxi ha quindi combinato i trigrammi in esagrammi sulla base dei quali ha scritto il I Ching. Questa è una versione cinese delle origini dei trigrammi. Tuttavia, secondo le fonti Bonpo, l'origine dei trigrammi, che in tibetano sono chiamati Parkha, è nelle tradizioni Bon. Cito il professore Thupten Phuntsok. L'origine dei trigrammi o del Parkha è legata all'antica cultura Pön. Informazioni sull'origine mitologica dei trigrammi e i meva o i numeri si trovano solo nei testi Pön. Non si trova una spiegazione simile nei trattati astrologici della Cina o di altri paesi. In effetti, quando agli esperti astrologici cinesi viene chiesto sull'origine del Parkha o dei trigrammi, non hanno una spiegazione molto chiara. Ed
e a volte si riferiscono a un particolare popolo chiamato Yi, che vivevano al confine tra la Cina e che erano originalmente tibetani con abitudini e credenze strettamente legate alle culture del Po. Citazione chiusa. I testi Pompo hanno miti di origine per ogni trigramma, numero meva e animali del ciclo animale di 12 anni. È spiegato principalmente nella prima via del Bon, Chashen Tekpa, in particolare nelle sezioni di astrologia e rituali. I principali proprietari dell'universo sono gli dei della Terra, Sabdak, che sono simbolicamente raffigurati su un diagramma astrologico chiamato Kapse, se vedi in centro di questa slide. Questo grafico astrologico viene utilizzato per calcolare importanti congiunzioni astrologiche quando il sistema di energia umana è particolarmente suscettibile all'energia di questi e altri esseri non umani, ingrandendo così i disturbi o i benefici che possono causare. Il proprietario dell'universo è rappresentato come una grande tartaruga, con cerchi concentrici sul retto del suo guscio. Il cerchio interno ha 9 quadrati, colorati con i numeri da 1 a 9, e rappresenta i 9 proprietari dei Meva, 9 potenti Sabdak, e le loro relazioni con i 5 elementi. La cerchia successiva ha 8 diagrammi di Parkha, disposti nelle 4 direzioni cardinali, e 4 intermedie che rappresentano 8 divinità della terra del Parkha, ognuna delle quali ha anche un aiutante e un distruttore. Il prossimo cerchio rappresenta 12 Lo, o proprietari di anni, del ciclo di 12 anni. Topo, elefante, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, aquila, ciun, cane e cinghiale. Questo sistema è spiegato nel testo Lo Zo Chunyi, il tesoro del ciclo di 12 anni. In effetti, ogni anno non ha solo un proprietario, ma molti. C'è un re, una regina, servitori, messaggeri, eccetera, che sembrano umani a parte la loro testa, che è in linea con il rispettivo animale dell'anno che possiedono. Il cerchio esterno sul guscio della tartaruga mostra il ciclo di 60 anni, che deriva dalle relazioni tra il ciclo dei proprietari di 12 anni e i 5 elementi. Ad esempio, se stiamo parlando dell'anno del cavallo di fuoco, i proprietari di quell'anno hanno corpi rossi simili a corpi umani e alle teste di cavalli rossi, in quanto il rosso corrisponde al fuoco dell'elemento. Da questo originale sistema Bompo insegnato da Tampashin Rap Miwo, molti sistemi astrologici, divinazioni geomantici successivamente svilupparono in Cina, nell'estremo oriente e altrove in Asia. Alcuni dei più noti sono gli I Ching cinesi e il sistema geomantico Feng Shui, che si basano sugli insegnamenti Bompo portati in Cina dall'Asia centrale dal re cinese Jia Kongse Trulji Gyalpo, che era discepolo diretto di Tampashin Rap Miwo. Oltre al signore Sabdak del diagramma della tartaruga ci sono proprietari delle 4 direzioni e del centro. I proprietari delle 4 direzioni e il centro sono i seguenti. I guardiani dell'Oriente sono una tigre rossa e un corvo blu lucente. Il guardiano del Sud è un drago con una cresta rossa. Il guardiano del Nord è una tartaruga con un guscio giallo. Il guardiano dell'Ovest è un uccello rosso con piume rosse. I guardiani del centro sono Tenma, le dee della terra, che possiedono una nave preziosa, e il dio della terra Sangsan Korwa, che tiene una ruota dorata. Ora, per concludere, sembra logico parlare di come le origini e il funzionamento dell'universo e degli esseri che lo popolano sono compresi e spiegati nel Taoismo, Pen e Boa Morghel.
Nel taoismo abbiamo due aspetti primari del cosmo. Yin, principio passivo, un simbolo di terra, femminilità, oscurità, passività e assorbimento. E Yang, principio attivo, un simbolo di paradiso, maschile, luce, attività e penetrazione. Sia Yin che Yang emergono da Wu Qi, vuoto senza limiti, e si uniscono in Tai Chi, ottimo limite. La fonte finale è la forza mobile dietro tutta la realtà. Le interazioni yin-yang, l'una sull'altra, quando uno aumenta, l'altro diminuisce. È una descrizione del processo effettivo dell'universo e tutto ciò che è in esso. In armonia, i due sono raffigurati come la metà chiara e la metà scura di un cerchio. Questi concetti appaiono per la prima volta nel I Ching. Yin Yang si sviluppa in 5 fasi, Wuxing, o 5 elementi metallo, legno, acqua, fuoco e terra, e sono queste idee che prestano sostanza alla credenza tipicamente cinese in una teoria ciclica di produzione e di dissoluzione e un'interdipendenza tra il mondo naturale e la dimensione umana. Nel Bon il processo di genesi dell'universo e degli esseri in esso procede dal spazio vuoto. Esistono molti miti dell'origine che descrivono questo processo e le loro spiegazioni differiscono, a volte abbastanza sostanzialmente. Ecco una versione. Lo spazio vuoto conteneva le tracce latenti di 5 elementi del precedente ciclo di esistenza, che sono estratti da Trijal Kupa, il progenitore di Ye, la dimensione positiva. Li ha rilasciati con il suono Ha, e così è apparsa la ruota della luce che gira. Dalle rotazioni si è alzato il calore e quindi si è formato l'elemento fuoco. Attraverso il contrasto della freddezza dei venti e del calore del fuoco, sorse un condensa che diviene rugiada, l'elemento d'acqua. Questo a sua volta è stato agitato dai venti che causano le particelle di materia dell'elemento terra su di esso e si diffondono in lungo e in largo. Viaggiando nel spazio, queste particelle si condensavano e si attaccarono tra loro, formando la terra e le montagne. Dall'essenza degli elementi creati apparvero due uova cosmiche, l'uovo cubo di luce e l'uovo piramidale dell'oscurità. L'uovo della luce cova dal potere della propria energia. Da raggi della luce che si accesero verso l'alto, sono nati divinità di luce che si sono diffuse in tutto lo spazio. Dalla luce i raggi che brillano verso il basso sono nati 10.000 divinità da sé con 100.000 cavalli. Dal cuore dell'uovo è emerso un uomo di luce bianca con 7 trecce turchese, Sipo Sampo Bumtri, l'emanazione del Trijal Kupa. È diventato il re del mondo, dell'esistenza e padre dei Hla, dei del cielo. Nel frattempo, Kalpamibum Nakpo, l'antenato di Ngam, la dimensione negativa dell'oscurità, dell'ignoranza e del male, fece scoppiare l'uovo dell'oscurità nel regno dell'oscurità. Dalle luci nere che diffondevano l'oscurità verso l'alto, furono prodotti l'ignoranza e l'inquinamento. I raggi neri che brillavano verso il basso producevano torpore mentale, follia e inquinamento di vari tipi. Dal cuore dell'uovo apparve un uomo di luce nera con 3 grandi trecce, Mumpa Zerden Nakpo. Divenne il re del mondo della non esistenza e il padre dei 2 demoni del cielo. La rugiada e la pioggia prodotte dall'elemento acqua sono diventate oceani. Il vento soffiò attraverso le loro acque e una bolla apparve sulla loro superficie, contenente un uovo di luce blu al suo interno. L'uovo scoppiò dalla sua stessa potenza intrinseca
una donna blu turchese con suoi capelli in 7 trecce emerse da esso. Sarpobun III, il re dell'esistenza, lo chiamò Chucham Jalmo. Della loro unione nascerono 9 fratelli e 9 sorelle. Attraverso la forza del loro desiderio, ciascuno dei 9 fratelli fece apparire un partner femminile e ciascuna delle 9 sorelle fece apparire un partner maschile. Così le 18 coppie ancestrali si formarono e i loro discendenti sono le varie razze di dei e umani. Sarpobun III e Chucham Jalmo hanno anche prodotto una miriade di animali e uccelli selvatici. Münpezerden, il re della non esistenza, ha creato una consorte Tongjam Nagmo, regina delle tenebre, fuori dalla sua stessa ombra. Si sono accoppiati e 8 fratelli e 8 sorelle sono nati da loro. Gli 8 fratelli hanno creato 8 consorti femminili, mentre le 8 sorelle hanno creato 8 consorti maschili, e quindi si sono formate 16 coppie ancestrali di demoni. Questo modello proviene dal buon causale e si basa sulla matrice culturale del buon preistorico. Gli insegnamenti più elevati dello Yundrunbon hanno diversi modelli cosmologici, soprattutto nello Dzogchen, grande perfezione, è il veicolo più alto dello Yundrunbon. Si dice che tutta l'esistenza si manifesti dalla natura della propria mente, che è la base di tutto per ogni essere senziente. Secondo questo modello, dallo stato naturale di un individuo, su ogni luce i raggi gli appaiono. Se questi non sono seguiti dalla mente, allora si manifestano come vari Buddha mandala, e questo porta alla liberazione, al nirvana. Se le visioni sono seguite dalla mente, iniziano a condensare, diventando gli elementi sottili che condensano sempre di più, e ciò porta alla rinascita nel samsara. Finalmente il corpo e l'universo percepito appaiono dai 5 elementi grossolani e uno è intrappolato nella realtà fisica. In Bo Morgel le origini dell'universo si trovano nel cielo ed in qualche modo simile al modello del buon casuale. Nel Bo Morgel la fonte è il governatore dell'esistenza e degli esseri in essi. Sono Huhe Munhe Tengeri, cielo blu eterno. Ecco il modello di creazione di Bo Morgel. Prima dell'inizio dei tempi, prima che nascessero gli abitanti del cielo Tengeri, c'era solo un eterno cielo blu, pura potenzialità. Non c'era luce, niente sole, niente luna, niente aria, niente. Vuoto. In questa oscurità e vuoto, lì improvvisamente nasce unica Ehe Yehe Burhan, la grande dea madre, ardente di luce. Era molto potente e non c'era nessuna uguale a lei. In questa totale oscurità era molto sola. Andò verso l'alto, eppure non c'era altro che spazio incommisurabile e sconfinato. Andò verso il basso, ma non c'era altro che la profondità più profonda. Ha sperimentato tutto ciò che poteva in questo spazio primordiale e si rese conto di essere l'unica manifesta essendo in essa. Le venne una grande tristezza, ma questo poi lasciò il posto a un'ira infuriata e Ehei Heborhan proclamò: metterò un limite a questo spazio illimitato, creerò un inizio per questo tempo senza inizio. Ho poteri e potenza straordinaria, tutto c'è nel mio potere, tutto è nelle mie mani. Non c'è niente che non posso fare, tutto l'essere è nei miei pensieri. E così andò nell'oscurità e viaggiò attraverso di essa, cercando di misurare le sue profondità. Quindi decise di creare paradiso e terra. A tale scopo formò un'anatra che si tuffò nella profondità più profonda dell'oceano primordiale e quando si riversò aveva un po' di terra nel suo becco. E Hei Heborhan è stata felicissima e modellata la superficie
terrestre. Ma nell'oscurità questa terra iniziò a fluttuare via. Per impedire alla terra di farlo, Ehei Heburhan ha catturato una meravigliosa tartaruga a quattro zampe e ha messo la terra sulla schiena. Quindi si dice che il mondo sia supportato dalle quattro gambe della tartaruga. Ehei Heburhan premette il palmo sulla superficie terrestre e le impronte delle linee sul palmo diventavano corsi d'acqua, fiumi e corsi d'acqua che scorrevano nell'oceano sconfinato. Presto tutta la terra fu coperta da piante e alberi e da fiori ed era davvero molto bella. Molto felice di vedere tutta questa bellezza, Ehei Burhan andò a dormire su una certa montagna. Ma poi ha pensato, tale bellezza tutto intorno, ma non c'è nessuno per usarla o capirlo. Non appena è sorto questo pensiero nella sua mente, sono apparsi miriadi di uccelli, animali e pesci che si sono diffusi in tutta la terra. Erano tutti molto felici vivendo e giocando tra loro. Quindi la grande Dea Madre ha creato Sole e Luna per segnare la differenza tra giorno e notte e fornire il calore e la luce agli animali. E Hei Burhan vide che vivevano in coppie e producevano prole e il desiderio sorse nella sua mente di avere figli propri. E così diede alla luce una figlia, Sagan Burhan. Sagan Burhan ha dato alla luce due figlie, Manzan Gurmato Odey e Mais Harato Odey. Manzan Gurmato Odey diviene la nonna delle Tengriin bianchi del cielo e Mais Harato Odey diviene la nonna degli Tengriin neri del cielo. Manzan Gurmato Odey aveva 9 figli bianchi e 9 figlie bianche. Erano antenati delle Tengrin bianchi del cielo. Tengrin bianchi ha quindi creato popolazione umana. Esistono molte differenze tra i modelli di creazione di Taoismo, Bon e Bon Morgel, ma ci sono anche molte somiglianze. In particolare, la fonte primordiale di esistenza in tutti loro è il vuoto. Anche se questo è vero, la loro comprensione del vuoto è molto diversa. Ma questo è l'argomento per un'altra diffusione. Quindi farò meglio a fermare qui. Grazie per vostra attenzione.